solo d'accordo. Allora, Vincenzo Martinese. Presidente di Confindustria Venezia. Gianni Massa è il vicepresidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, l'ingegnere numero 2 in Italia. E Fabio Dattilo. Qui è scritto capo del corpo nazionale WWF, però ha anche iscritto all'ordine degli ingegneri di Padova, ahimè. Allora, questa è la tavola rotonda che conclude, io direi, visto che siamo anche abbastanza in ritardo, io salterei le conclusioni e le fa chiaramente Maurizio Tira. Bene, questa tavola rotonda governance e finanziamenti, però il panel dei relatori, che lo richiama almeno qualcosa da il fuoco, richiama anche un'altra tematica, ovviamente quella della sicurezza e delle compatibilità, diciamo così, degli usi, che credo sia utilissimo, no, introdurre. In parte sta dentro il tema delle grandi navi, ma c'è molto di più. Io, scusate, ma io sono lombardo e una cosa che mi ha colpito stamattina è la gara a chi è le classifiche, no? Se vedete Lombardia vuol dire non ce n'è per nessuno, Milano e non si parla d'altro, e mi fa piacere che ci sia come dire anche questo orgoglio, però io non credo che sia molto utile comparare le realtà. Io non so se Venezia deve puntare estere come Parigi o Londra, che sono indiscussibilmente vere due aree metropolitane che abbiamo in Europa. Non mi pare questo il tema, per cui faccio una piccolissima digressione su una tematica che anche nella tavola rotonda è stata sollevata, e poi chiederò anche a voi, non so che impressione avete voi del senso dal punto di vista della pianificazione della nostra materia, che da tempo ha rinunciato a grandi sistemi e si mette a ragionare a volte più di perché non avvengono i processi piuttosto che proporre idee. Cosa ne pensate voi? Esiste un pensiero, perlomeno sul nord Italia, di cui abbiamo parlato a lungo questa mattina, rispetto a quale sia la struttura da dare? So che qui a Padova tu e Bove avete coordinato un lavoro diciamo così, sul corridoio padano insieme anche all'Università del Nord, avete fatto molti ragionamenti su una struttura che è tutto il nord Italia. Poi credo che non sia quindi utile poi dire tante cose che abbiamo detto. Concordo, le geometrie sono variabili, gli indicatori sono tanti, per esempio Vicenza compete con Brescia dal punto di vista della produzione manifatturiera, anzi la supera, è una piccola città del Veneto, più piccola di altri, quindi c'è la realtà, ma c'è un disegno. Avete la percezione, per esempio gli industriali hanno la percezione che gli organi di governo di questo paese, delle diverse competenze, ma non è che le diverse competenze ci devono esimere dall'assumerci la nostra responsabilità, abbiano una visione di qual è lo sviluppo al 2050, come alla Cina per esempio. L'anno scorso celebrando il congresso del Partito Comunista, e nel suo vision, credo mi pare di ricordare, nel 2050, quindi non domani mattina, 2050, ha questo progetto del One Belt One Road, che è la strada di ritorno di Marco Polo, che siete andati voi di là, ma quella strada la fanno per venire loro, quindi, e noi siamo a volte anche fin troppo contenti, secondo me, di pave the way alla nuova invasione. Quindi esiste un pensiero strategico e come viene percepito da chi lavora in contesti dove la strategia mi pare che sia fondamentale. Io non vedo strategia anche in questa ultima finanziaria. Noi, signori miei, abbiamo fatto una finanziaria che per fermare l'IVA abbiamo scaricato su di noi 14 miliardi e mezzo di euro di debiti in più. La tassazione sulla plastica vale 2 miliardi e mezzo di euro che andrà sul tessuto industriale e 1 miliardo e mezzo di euro che vengono recuperati dai benefici di compensazione tra il pubblico e il privato.
cioè di fatto 23 miliardi di euro che stiamo pagando tutti noi, il tessuto industriale e i cittadini. Tenendo presente, per fare un ragionamento macro, che tra marzo 2018 e aprile 2019 il nostro debito pubblico è aumentato in un mese di circa 34 miliardi di euro e in questo ultimo anno è aumentato di 57 miliardi di euro, siamo arrivati a 2.373 miliardi di euro di debito, con una produzione industriale che era rallentata completamente, lo vediamo, e per il 2020 è prevista una crescita dello 0,8%. Perciò sono dati allarmanti che implicano inevitabilmente una politica industriale ulteriore di una nazione intera, e non si fa solo attraverso gli incentivi, non si fa solo attraverso delle misure spot, ma si fa attraverso un piano sistemico. Il piano sistemico deve prevedere quello che sta succedendo nel mercato mondiale, perché noi facciamo parte di un mercato mondiale in cui c'è una guerra economica straordinaria e noi siamo ingoiati da questa guerra economica. Gli Stati Uniti nel 2016 hanno varato una delle più grandi riforme dal punto di vista della tassazione dei beni immateriali e perciò di fatto le grandi holding li hanno richiamate a sé. Oggi un'azienda sui beni materiali in Stati Uniti mi sembra che paghi l'8% di imposta. Ciò vuol dire che Apple e tante altre aziende che sono ritrasferite negli Stati Uniti hanno degli incentivi in termini di tassazione straordinari. Ora c'è la politica dei dazi e c'è una politica fortissima in Medio Oriente, una battaglia per la stabilizzazione in Medio Oriente e poi c'è il problema della Cina, che la Cina ha un grande risvolto dal punto di vista economico, perché l'Europa è uno dei mercati più ricchi al mondo. E la via della seta non è una via in cui qualcuno cerca di portare dei prodotti, c'è una dinamica industriale straordinaria. I 500 miliardi di dollari che la Cina sta investendo in giro per l'Europa e non solo, sono frutto di una vera politica industriale di avversione. Gli investimenti in Africa, 200 miliardi di dollari per fare investimenti in Africa di infrastrutture, a una condizione che le aziende africane siano anche partecipate da aziende cinesi. Mi fa capire il tono e la forza del governo cinese e la visione, gli investimenti sul Pireo e gli investimenti per quanto riguarda il canale Gibilterra. E noi siamo completamente tagliati fuori e questi investimenti non soltanto stanno andando avanti, ma il traffico si è già mosso in maniera pesante e una parte li abbiamo persi l'abbiamo perso. E la via della seta per noi è fondamentale perché si chiama trasformazione. Si chiama trasformazione in un contesto in cui il tessuto delle piccole e medie imprese che noi abbiamo rappresentano da una parte una grande forza, ma dall'altra parte una grande vulnerabilità, perché ci sono aziende che si stanno iniziando a comprare le nostre piccole e medie imprese e se le comprano con multipli sull'EBITDA in modo impressionante. E noi abbiamo un mercato interno per le nostre regole che soffre. Siamo il paese che si paga peggio, ci paghiamo malissimo, siamo il paese che ha avuto una stretta sul credito impressionante e lo vediamo nella quotidianità della nostra attività, siamo il paese più burocratizzato d'Europa, abbiamo il costo del lavoro più alto, siamo i più vessati dal punto di vista della tassazione e dall'altra parte ancora abbiamo dei tempi di giustizia che sono allucinanti e sono tutti criteri che vengono visti dalle aziende internazionali e dalle multinazionali come criteri per stabilire se vale la pena investire in un paese o non investire in un paese. Sono i principali criteri
oltre alla qualità della vita, la sicurezza e altri criteri. Ma questi 5 parametri sono fondamentali. Noi abbiamo un sistema burocratico che si sta appesantendo, anche con questa ultima finanziaria c'è qualche combinato disposto che appesantirà la burocrazia. Noi abbiamo 66 miliardi di euro di inefficienze, 66 miliardi di euro di inefficienze che partono dagli enti locali al governo centrale. E abbiamo un sistema che nonostante qualche elettroshock continua a non crescere, mentre dall'altra parte abbiamo città come Milano e come Bologna che invece crescono. E allora bisogna puntare sui territori, bisogna inevitabilmente puntare sui territori. E su questo dirò 3 cose. Primo, Porto Marghera. Allora, io metto in fila le cose che ho sentito oggi per poi arrivare alla zona economica speciale. Porto Marghera, ecco perché la percezione proprio non c'è di un'attenzione alla politica industriale, perché non c'è una propensione al dialogo e all'ascolto, perché se qualcuno parla e dall'altra parte si ascolta e si ritiene che un ragionamento sia un ragionamento corretto, allora sì, le cose si fanno. Banalmente, prima sentivamo il sottosegretario Baretta che 2 anni fa ha sbloccato circa 260 milioni di euro sul Porto Marghera. In 2 anni non è arrivato un centesimo di euro. Abbiamo 70 miliardi di euro di opere infrastrutturali già deliberate, bloccate. 70, pensate cosa darebbero 70 miliardi di euro di impulso se si facessero le opere che sono già stanziate, perciò non concorrono alla formazione del debito pubblico. Marghera, abbiamo un tema, le bonifiche. Abbiamo sempre detto che il tema delle bonifiche sono i costi alti, che il tema delle bonifiche sono gli aspetti connessi alla sicurezza. Allora, il tema delle bonifiche qui l'abbiamo risolto. È risolto. Il problema fondamentale è che bisogna fare le opere. Se non si fanno le opere, qui il tema delle bonifiche non lo risolviamo, perché oggi il tema delle bonifiche essenzialmente sono 2. Acqua di falda, se non si finisce la circolazione e non si chiudono le opere di collettamento e di drenaggio, noi andremo sott'acqua. E abbiamo una situazione paradossale dove molte aree bonificate si stanno contaminando, perciò aziende che hanno fatto opere di bonifica si ritroveranno i loro terreni un'altra volta contaminati e le opere di drenaggio devono essere finite, perché nel momento in cui finisce la circolazione e finiscono le opere di drenaggio, il problema delle bonifiche delle acque di falda si risolve in un tema che è la sicurezza idraulica, e perciò non è più una passività ambientale, e dovremmo dire ai nostri investitori che non è più un problema di passività ambientale, ma è un problema di passività idraulica. Se in una laguna ti becchi la passività idraulica. Secondo, suoli. Abbiamo stabilito tutte le best practice per fare gli interventi, abbiamo ridotto anche gli interventi, abbiamo detto che gli interventi devono essere conseguenziali all'utilizzo dell'area che un'azienda vuole fare, ma qui banalmente se un signore vende un'area a €1 e la vende a un altro signore, soltanto per colturare un progetto di bonifica impiega 3 anni. Una banale coltura. E se deve modificare il proprio progetto ci sta altri 2 anni. Allora io suggerisco in termini di competenze, e lo dico al sottosegretario, Marghera deve uscire dal sito di interesse nazionale. Il sito di interesse nazionale è nato con alcuni propositi, questi propositi sono venuti meno. Marghera deve uscire da quel maledetto sito di interesse nazionale. Dobbiamo cercare di concentrare sul territorio le competenze, almeno abbiamo qualcuno con cui prendercela. Così invece moriamo di burocrazia e non ce lo possiamo più permettere, perché Marghera non è un tema nostro. Cioè, se Marghera oggi perde traffico in porto, non è un tema della nostra città di Venezia, perché Marghera è occupata all'85%. E probabilmente da qui a 3 anni sarà occupata al 100%.
Il tema è che le aziende che si occupano di internazionalizzazione ed esportano il 39% stanno spostando il baricentro della logistica, come hanno fatto molti. E spostando il baricentro della logistica, piano piano sposteranno anche il baricentro delle produzioni. Ci sono casi eclatanti in questo territorio dove dalla mattina alla sera 150 donne che facevano attività sartoriale si sono trovate a casa, senza lavoro. Perché chi fa tessuti ha spostato prima l'attività logistica, poi ha spostato il baricentro dal punto di vista produttivo e ha lasciato qui soltanto la parte amministrativa. E le perdiamo, e le abbiamo perse, come perderemo tante altre aziende, perché l'elemento logistico per chi fa export ha una incidenza netta sui costi primi e questi costi primi li dobbiamo abbattere. E perciò Marghera è un tema che riguarda l'intero Veneto e anche molta parte della Lombardia. E noi qui al porto di Marghera abbiamo perso, e non lo dice nessuno, il 7% del traffico. Cioè dai 28 milioni di tonnellate siamo passati a circa 25 milioni e mezzo di tonnellate. E tendenzialmente perderemo da qui al prossimo anno un altro 8%. E quando gli armatori se ne vanno o quando le aziende cambiano la logistica, non è che ritornano, perché le aziende prendono impegni pluriennali, non prendono impegni semestrali. E su Marghera col porto siamo fermi e dobbiamo inevitabilmente prendere il nostro ministro delle infrastrutture, prendere il nostro ministro dell'ambiente e dirgli adesso basta. Si iniziano a fare gli scavi, perché gli scavi ci vogliono, perché le navi devono entrare e perché dal punto di vista industriale è fondamentale. Dall'altra parte abbiamo una realtà industriale forte, perché lei che viene a Lombardia le do un dato. Qui noi fatturiamo il tessuto industriale di Venezia e Rovigo, perché li metto dentro, ma se prendo anche Treviso e Padova, questa grande area metropolitana fattura 75 miliardi di euro e qui a Venezia fatturiamo 30 miliardi di euro, al netto delle grandi imprese che non sono contemplate nel fatturato di 30 miliardi di euro. È un dato importante o no? Che una città fattura 30 miliardi di euro, ha una vocazione all'export del 39%, in termini pro capite esportiamo più di Treviso. Però nell'immaginario nostro Venezia è una città turistica, è una città che vive di turismo. Su 44 miliardi di PIL il turismo vale 2 miliardi. Allora adesso mi chiedo, siamo più vocati al turismo o più vocati all'industria, dato che fatturiamo 30 miliardi? Soltanto i nostri distretti fatturano 3 miliardi e mezzo di euro, le filiere agroalimentari della chimica 7 miliardi e mezzo di euro, abbiamo dei numeri straordinari. Il problema è che ci stiamo rassegnando. E da lì abbiamo fatto un progetto: come possiamo intercettare lì la seta, come possiamo crescere, quali sono i limiti, perché noi abbiamo una grande infrastruttura che il Signore ci ha donato, che è il mare, ma abbiamo anche una seconda grande infrastruttura che non riusciamo a valorizzare, che è il retroporto, perché la via della seta e la trasformazione si fa se si hanno le banchine e il retroporto per fare le lavorazioni, e noi abbiamo distese di aree, e in riferimento a questo abbiamo fatto un progetto e abbiamo detto cosa possiamo fare per migliorare, e abbiamo individuato la zona economica speciale. Ora qualcuno ritiene che noi ci siamo inventati la zona economica speciale perché l'hanno anche gli altri, e perciò all'italiana, diciamo, dato che ce l'ha il sud, lo deve avere anche il nord, confondendo, e questa è una questione che riguarda tutti noi, i diritti tra i doveri. Noi abbiamo il diritto di averla la zona economica speciale, perché ce la consente la legge. La zona economica speciale
nasce da un trattato 107 della Comunità Europea che bypassa gli aiuti di Stato. Il trattato del 92, in Europa di zone economiche speciali ce ne sono 400, nel mondo 2000. Perciò siamo arrivati tardi. Nel 2014 la Commissione Europea, in recepimento di quella direttiva di quel trattato europeo, ha chiesto ai Paesi membri di identificare quali aree erano strategiche per il rilancio del tessuto industriale del nostro Paese. L'ha fatto per i Paesi membri, l'ha fatto anche per noi. E noi abbiamo individuato delle aree. E nel 2014 la Regione Veneto, con una delibera del Consiglio regionale, ha delimitato le aree e ha identificato Venezia, Murano, Burano, Tessera, una parte di Rovigo, circa 15 comuni, e questi comuni sono stati inseriti all'interno della delibera della Commissione Europea, insieme ad altri comuni anche del Mezzogiorno. Si è fatta la legge per il Sud, per la zona economica speciale, e qualcuno oggi al Ministero si permette di dire, e quando dico si permette lo dico in maniera quasi offensiva, che non è possibile, perché giuridicamente non è possibile fare la zona economica speciale al nord. E quando dico nord riguarda la maggior parte dei porti, perché vale per Trieste, vale per Venezia, vale per Piombino, vale per tutta una serie di aree identificate in maniera chiara: nome, cognome, comune, codice di ambiente postale. Anche il microfono non dalla testa. Allora, io riesco a postare a mollare. Allora? No. Si scarica. Sì, scarica. Poi non c'è. Tanto 2 minuti. Allora, questo è un progetto che noi abbiamo voluto analizzare con un advisor esterno per evitare che qualcuno potesse dirci che ce la suonavamo e ce la cantavamo. E abbiamo analizzato le infrastrutture, abbiamo analizzato il tessuto industriale, abbiamo analizzato le rotte della via da seta, abbiamo analizzato il mercato, abbiamo analizzato i settori e abbiamo individuato che abbiamo censito le aree. E perciò Porto Marghera, quando dico il 15% di aree non utilizzate, le abbiamo censite una a una. E da qui a breve saranno il 9%, perché con l'avviamento di Montesilva del porto avremo altri 100 ettari su 1600, perché non sono 2200 ettari Porto Marghera, sono 1600 ettari, perché 600 ettari sono di canali, e sui canali industria non ne possiamo fare, li dobbiamo utilizzare per poter fare industria. E abbiamo individuato un piano che vale 2 miliardi e 600 milioni di euro di investimento. 2 miliardi e 400 milioni di euro di investimento nei primi 2 anni, 26.600 posti di lavoro, cercando di mantenere, di focalizzare la nostra attenzione sulla nostra vocazione industriale, e perciò alcuni settori li abbiamo proprio esclusi, appunto per far sì che si creasse un tessuto industriale di questo Paese che mettesse i porti in condizione di dialogare tra di loro e di trovare sinergie, facendo un grande patto per l'Italia che parte dall'utilizzo dei porti, dalla vocazione industriale, dalla possibilità di trasformare. E allora, per esempio, il settore farmaceutico non l'abbiamo neanche preso in considerazione. Siamo nei leader dal punto di vista metalmeccanico, siamo nei leader dal punto di vista dell'automotive, siamo nei leader dal punto di vista dei calzaturieri, abbiamo un Murano da rilanciare, perciò ci siamo riconcentrati sul vetro, abbiamo la chimica verde, abbiamo le prime 4 aziende d'Europa che qui tra Venezia e Rovigo si occupano di economia circolare, abbiamo visto ad esempio prima con Corazzini per quanto riguarda anche l'economia circolare che proviene dai rifiuti solidi urbani, su cui poi dirò soltanto una parola. Arrivo al ragionamento. Abbiamo anche fatto i conti. Quanto ci vuole per poter avere questa zona economica speciale come contributo da parte dello Stato?
sono complessivamente 250 milioni di euro. E abbiamo dall'altra parte considerato anche il gettito. Dopo 2 anni, a fronte di 250 milioni di euro, ci sarà un gettito fiscale di 850 milioni di euro, validato da il primo, più grande, meglio ancora, advisor che si chiama Ernst & Young. Ora organizziamo una roadmap, cosa ci dicono? No. E io no, non ci sto. Grazie Presidente, adesso allora ci alterneremo qui al podio negli interventi. Credo che quello che lei ha detto sia molto interessante, probabilmente anche interessando voi ancora in giro, utile da recepire perché solo su questa zona di barriera perché emergono progetti, cioè, a parte la visione tinte fosche dal punto di vista generale dell'assetto istituzionale, dal punto di vista dei progetti, qualche indicatori di dati molto importanti, quindi questo mi parla dell'avanzamento della giornata. Poi io credo che dovremmo dare proprio magari al sottosegretario se vuole l'intervento alla fine perché alcuni richiami sono stati forti. A Gianni Massa io rilancerei, tu dici proprio anche tu naturalmente, però il tema della burocrazia, perché il tema della burocrazia veramente non se ne può più in questo paese perché tutti noi, in qualunque ruolo ricopriamo, forse meno gli industriali, forse meno gli ingegneri dovrebbero, invochiamo la semplificazione e non siamo capaci di produrla. Per cui io chiedo Gianni Massa, ma perché la categoria degli ingegneri, che è una delle, forse la prima, no, dal punto di vista professionale numericamente in Italia, non riesce di far suo, avendo una cultura progettuale, non una cultura chiaramente procedurale, non riesce col progetto a superare alcuni ostacoli burocratici o nella produzione normativa dove spesso, sempre veniamo consultati, perché non si riesce a uscire da questa impasse che nel nostro paese sta diventando, ripeto, tragicomica, perché anche con pudore dobbiamo parlare di semplificazione perché tanto non ci riesce nessuno e poi spesso anche nei ruoli che assumiamo io credo che senza saperlo contribuiamo. È un problema genetico, per esempio si invocava l'uscita dal SIN, io sono sicuro che ci sono altre parti d'Italia dove invece si invocherebbe di essere riconosciuti come sito di importanza di comunità nazionale per la bonifica per avere qualche soldo. Qui lei diceva usciamo così almeno la responsabilità torna più vicina a noi, sussidiarietà. È un problema genetico e non voglio farne un problema naturalmente geografico o genetico, ma è un problema genetico non uscire da questa ipertrofia burocratica. Grazie Maurizio, la domanda è bella complessa, io proverò a rispondere, all'inizio rispondo da ingegnere in maniera pratica, perché tu mi hai chiesto, noi da ingegneri non riusciamo con la cultura del progetto eccetera. Allora, dico subito una cosa, noi da categoria, perché l'orgoglio e l'essere ingegnere si esplicita sia col nostro lavoro quotidiano in una maniera molto poliedrica nella società, ingegnere nella pubblica amministrazione, nella scuola, nell'industria, nella sanità e in tutta la società ingegnere. La categoria degli ingegneri, cioè la famiglia categoria ingegneri, invece ha un problema più importante. Faccio intanto una prima autocritica in casa. Il riuscire a smontare e rimontare i linguaggi dell'ingegneria in tutte le sue forme è molto complesso, ma se ci riuscissimo scopriremo che possiamo mettere insieme i nostri ingegneri, il linguaggio dell'ingegneria, che è uno dei linguaggi principali, non l'unico, ma secondo me forse più importante, che mette insieme discipline diverse per costruire l'immaginazione, per andare dall'idea al progetto. Oggi si è parlato tanto di questo, no? Ora, l'ordine professionale oggi è un esempio, è un buon esempio di come un ordine professionale può mettere insieme linguaggi dell'ingegneria e altri linguaggi per affrontare un tema e per costruire
idee, no? Burocrazia e semplificazione. Qual è la complessità secondo me? Sono molto concreto, sta nel confine tra politica e amministrazione. La politica da molti anni nel nostro paese è debole, non è un giudizio il mio di, come dire, di posizioni, di partiti, di movimenti, eccetera. La politica è debole perché il nostro paese non ha una legge elettorale stabile e di questi giorni stiamo di nuovo discutendo la modifica di legge elettorale. Altri paesi hanno leggi elettorali stabili che durano da decenni, che rimangono stabili da decenni. La legge elettorale e la stabilità di una legge elettorale consente forse la costruzione di una cultura politica di un paese. In questo momento, in questi anni in cui la politica risente di questo problema, l'altro pilastro di uno Stato, il secondo pilastro degli Stati, l'amministrazione, è in grado di sopperire alla debolezza della politica? Ma l'amministrazione cosa è? L'amministrazione è sia la PA, la dirigenza, i funzionari, i dipendenti della pubblica amministrazione, sia chi è terzo, chi è sussidiario all'amministrazione. E allora la mia risposta come dire, riguarda proprio questo confine, perché all'interno dell'amministrazione quanti ingegneri ci sono? Parliamo solamente della categoria degli ingegneri, ce n'è tantissimi, non abbiamo il numero esatto degli ingegneri all'interno della pubblica amministrazione, ma riusciamo con uno sforzo gigante, prima di immaginazione e poi uno sforzo reale, a mettere insieme, a sovrapporre idee, proposte, linguaggi di questi ingegneri nella amministrazione. Se riuscissimo a costruire questa tessera di un mosaico, sicuramente la famiglia degli ingegneri potrà costruire un contributo ancora più forte per risolvere i problemi, come dire, di quella che chiamiamo burocratizzazione, perché è semplificazione. Questo è, come dire, una sfida forse troppo complessa per gli ordini professionali, ma io dico sempre che l'ordine professionale oggi, un esempio, è un luogo, tra virgolette, fantastico, dove le diverse forme in cui si esplica l'essere ingegnere in questo paese possono incrociarsi e possono cercare soluzioni. Queste soluzioni poi devono essere scritte da chi è deputato a scrivere le regole, non dall'ordine professionale o da un Consiglio nazionale degli ingegneri o dall'università, ma voglio dire, tutti noi, in questo caso parlo da ingegneri, dobbiamo porci questo obiettivo. Siamo vicini, siamo lontani, siamo abbastanza lontani, nel senso che l'abitudine forse, o la cultura dell'autoreferenzialità, cioè di cercare di avere linguaggi recintati, linguaggi chiusi, anche all'interno delle stesse amministrazioni, le competenze, questa è competenza di questa amministrazione, questa di quest'altra amministrazione, questo di quest'altro ente, eccetera, ha costruito piano piano una società e una cultura che è difficile smontare per poi rimettere insieme. Certamente anche gli interventi di tutta la mattinata sono stati interventi che in questo senso hanno tutti messo in evidenza criticità. La criticità appunto delle competenze, delle lungaggini, il fatto che per arrivare ad avere un'autorizzazione o una semplice voltura ci vogliono anni, e in anni noi viviamo una società che cambia in maniera molto profonda ed è difficile attrarre investimenti. Faccio anche una piccola parentesi sulla parola speciale, perché tengo molto al linguaggio. Ecco, il fatto che la burocrazia inizia a discuta quando si scrive una legge su cosa significa speciale. Cioè, secondo me,
è ovvio che anche il linguaggio deve aiutare questa semplificazione a trasformare, a rigenerare i territori. Se esistono condizioni particolari, ed è innegabile che qua abbiamo una condizione molto particolare, una condizione importantissima, tra l'altro per tutto il paese, è o no una condizione speciale? Io ritengo che sia una condizione speciale, quindi anche quando si utilizzano i termini credo che sia un fatto importante, lo dico da ingegnere. Noi ingegneri spesso siamo, come dire, non dico criticati, ma l'immaginario collettivo, la società mette sempre l'ingegnere come uomo del fare, uomo concreto, si parla di concretezza, quasi mettendolo in un altro settore rispetto al fare, no? Rispetto al pensare, quindi il fare contro il pensare. Io credo che invece questi due mondi debbano essere assolutamente uniti ed è per noi difficile, ed è stato difficile negli anni passati, comunicarlo. Devo dire anche che la relazione che ha esposto l'ingegner Bolle è molto interessante e che anche fa vedere un gran bel lavoro del gruppo della Federazione degli Ingegneri del Veneto. Ha messo in evidenza un passaggio molto importante in cui proprio il nostro linguaggio, quello dell'ingegneria, diventa fondamentale per la politica. Ha messo in evidenza il passaggio dal 1750 ai giorni nostri delle rivoluzioni, a partire dalla rivoluzione industriale. Le rivoluzioni sono nate perché sono state messe in connessione, in relazione cose, chiamiamole così, differenti. E la relazione tra gli oggetti e tra gli elementi ha fatto, come dire, diventare reale le rivoluzioni. La macchina a vapore non è nata per la rivoluzione meccanica, per i processi meccanici, è nata per altro. Poi quando qualcuno si è inventato di utilizzare quell'invenzione per far funzionare fabbriche, nei tessili, eccetera, è accaduto che cosa? Che è accaduta una rivoluzione, un momento molto veloce del nostro passaggio in questa storia dell'uomo della Terra. In quegli anni è cambiato il modo di vivere, è cambiato il modo di lavorare, sono cambiate le città, è cambiato il rapporto tra ambiente e città. Poi c'è stata l'elettricità, poi c'è stata l'informatica. Mark Weiser ha teorizzato le tre ere dell'informatica, quelle dei mainframe, dei grandi computer, dei PC, quella che tutti noi abbiamo vissuto, e quella della sensing actuating, cioè dell'informatica negli oggetti, nella pelle degli edifici, delle strade, dei marciapiedi, che sta cambiando tutto, e sta cambiando anche l'industria, il modo di produrre, la logistica. Ora, questa velocità, citata prima dall'avvocato, è una velocità che impone velocità anche nelle azioni dei professionisti, e le azioni dei professionisti e degli ingegneri dentro e fuori dalla pubblica amministrazione, se non seguono quella velocità che è dettata anche dalle norme, non possiamo pensare di avere delle soluzioni in un mondo che va a una determinata velocità. E questo è un po', come dire, il problema che io vedo. L'ingegneria, dal mio osservatorio, è una fortuna immensa, è un onore molto importante. Io vedo che voglio fare una critica a me stesso. Abbiamo una grande potenzialità. Oggi il sindaco è stato molto bravo e ha trasmesso una grande passione, la passione della concretezza del Veneto, la passione che quando si vuole fare un cambiamento si può fare un cambiamento. Tra l'altro ha citato una cosa anche a me abbastanza vicina, perché ha citato che una città come Venezia ha vinto lo scudetto nella pallacanestro
pallacanestro contro i 2 studenti della pallacanestro, come voglio dire, lui fa anche contro grandi colossi. Quando si crede, ci si impegna e si ha un progetto, si può arrivare, no? Tutti avete capito che non sono veneto, forse si sente, sono sardo, che il Venezia ha vinto contro Sassari. Altra realtà, come dire, una realtà critica e difficile, che ha creduto in un progetto. Ha vinto Sassari adesso la Supercoppa. Esatto. No, questo per dire il ritorno all'ingegneria invece. La sfida vera è che l'ordine professionale deve poter lavorare credendoci in quel confine, il confine intanto tra ciò che esiste prima del mondo del lavoro e dopo, tra l'università, la scuola e la professione, e poi il confine tra politica e amministrazione, perché il nostro linguaggio, quello degli ingegneri, è e può essere utilissimo a chi governa, proprio perché l'ingegneria costruisce il progetto, pensa e costruisce il progetto. Quindi mi riservo ad altri spunti. L'ingegnere pensi e non solo faccia, lo abbiamo scontato. Ginetta, il tema, poi che lei dice quello che vuole, ma a me interessano 2 questioni. Il tema del tempo, la velocità, cerchiamo il tempo, dal punto di vista degli effetti ambientali è una cosa che raramente, lo diceva anche il sindaco, anche i movimenti ambientalisti onesti riescono a percepire. Prima il Presidente diceva una bonifica fatta e poi non completata può essere un investimento perso, si ritorna a zero alla diffusione di inquinanti. Noi sappiamo in quanti altri casi il tempo gioca contro. La conferenza di Parigi, tutti i provvedimenti che adesso abbiamo davanti mettono il tempo, no? la fretta, deve fare un breve come. Alcune persone pensano invece che la tutela ambientale sia lascialo lì, cioè lascialo lì per molto tempo, non toccarlo per tempo, e questa è la mia tutela. Sappiamo benissimo che questo è assolutamente falso. Quindi la burocrazia, purtroppo, credo la percezione più negativa della burocrazia è il tempo lungo, non tanto avere poi un parere negativo in 2 giorni, ma un tempo lungo di indefinitezza. Quindi anche dal suo punto di vista, come si può fare? Quante opere anche di protezione del territorio non siamo riusciti a fare per i tempi troppo lunghi? Ricordo Genova, dopo un'alluvione, il sindaco non riuscì a mettere le opere di sistemazione, arrivò un secondo evento, lui fu anche inquisito, e lui disse: ma io l'avevo previsto, ma i tempi di progettazione eccetera non mi hanno consentito di farlo. E la seconda cosa, su Marghera, invece, quali sono i problemi di compatibilità più macroscopici che lei vede, perché è un ecosistema delicato, la laguna, e così via. Quindi dentro questi progetti, che ho sentito tanti, quali possono essere i temi che secondo lei cruciali? Grazie. Grazie per avermi invitato. Io ora sono a Roma, ma tutta la mia vita professionale e formativa l'ho fatta qui. E qui in Veneto, per noi, Marghera era l'Enimont, prima dell'Enimont era Montedison, Montecatini. Erano una stagione di impianti chimici industriali collegati fra di loro, per cui c'era un unico regista, come diceva l'avvocato, erano la storia industriale di una regione che invece ha altre vocazioni commerciali piuttosto che artigianali. Quindi il polo per noi di attrazione fondamentale della sicurezza era proprio Porto Marghera. E per me Porto Marghera rimane oggi, con i problemi di un'industria che va in decommissione, un problema di messa in sicurezza degli impianti. Abbiamo vissuto, quando ero comandante a Venezia, saranno passati ormai 15 anni, il problema della dismissione della Vinis o Vinis, che si voglia, cioè che era un pezzo della Montecatini e che se ne andò per effetto di cannibalizzazione di impianti dell'economia, d'accordo, lasciando il problema sul posto. Quindi ancora prima della bonifica del territorio vi era la bonifica dell'impianto, la bonifica e la messa in sicurezza dell'impianto. L'attuale mio ministro a quel tempo era quindi si è trovata a dover gestire un'azienda andata in crisi
che aveva chiuso gli impianti, ma che aveva i serbatoi pieni di dicloroetano. Non so chi di voi si ricorda questo episodio, e ci ha tenuto col fiato sospeso, perché l'azienda andando se ne è arrivato anche quei presidi di sicurezza che erano necessari a garantire la sicurezza dell'impianto, ancorché non vi fosse attività produttiva, ma solo attività di deposito. Che voglio dire con questo? Che quando si parla di un progetto, e vengo all'ingegneria, bisogna che ci sia un progetto che sia sostenibile, che sia compatibile, ma soprattutto che faccia parte di una strategia. Veda, l'altro ieri ero a Roma agli Stati Generali dell'Energia. Gli Stati Generali dell'Energia sono stati promossi dalla Cassa Depositi e Prestiti con la SNAM, con altre società come la Terna che fa corrente, come altre società sempre della Cassa Depositi e Prestiti che fanno navi, di cui qui a Venezia abbiamo un pezzo, no? Allora chiedo, e mi sono chiesto, stando invitato come capo del Corpo Nazionale, perché mai agli Stati Generali dell'Energia non c'era neanche un ingegnere. Non c'era neanche un ingegnere. Allora questa cosa secondo me mi è sembrata un attimo, erano tutti economisti che ci hanno mostrato dei grafici di prospettazione, come qualcuno diceva prima, al 2030 se non anche al 2050 di una green energy che deve prendere questo paese, che pian pianino si deve espandere. Ma allora ho fatto una riflessione, perché la settimana prima sono andato a ricevere il premio Cavour a Torino, non a me ma al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un premio dato da un economista, Nelly Onesi, che oggi era ministro, è stato ministro, è ancora una grande brava persona, una persona che si prende a 95 anni si prende la fondazione Cavour per portare avanti, le posso dire, una grande lucidità. E abbiamo ragionato sul fatto che Cavour era un ingegnere e che Cavour, quantomeno negli studi, aveva fatto gli studi di ufficiale dell'esercito nel genere, e che quindi ha coniugato una visione di un'Italia che doveva avere un'economia prevalentemente agricola a quel tempo, per carità, ma anche preindustriale, e che ha trasportato insieme a un pensiero di ingegneria un pensiero di economia. E allora forse su quel tavolo ci vanno gli economisti, ci vanno gli ingegneri, ma ci vanno gli imprenditori. E gli imprenditori sono poi coloro che ci mettono il capitale per trarne profitto, cioè il giusto profitto. E su questo noi abbiamo ragionato come Vigili del Fuoco sempre, non per Marghera. Io ho presieduto per anni il comitato tecnico regionale sui rischi di incidenti rilevanti, e quindi Marghera era quella che ci dava più lavoro di tutti, perché poi in questa spezzatino, no, di aziende, a parte la raffineria e l'isola del petrolio che sono più o meno rimaste come erano, ma tutto il resto ha subito un frazionamento con un po' di decommissioni, un po' di aziende che utilizzavano i prodotti dell'altra, è rimasto anche un pezzo sostanzioso di Eni, che utilizzavano i pezzi di un'altra o prodotti di un'altra, ma completamente non in una visione strategica, ognuno ha pensato a un pezzettino. Questa cosa ovviamente a noi ci preoccupa ancora di più, ma a parte questo mio ruolo, come Vigili del Fuoco ci siamo occupati, e qui vengo a una risposta sulla burocrazia, da almeno 7 anni di produrre una forte semplificazione, perché tutti parlano di semplificazione, ma poi quando si tratta di farla con gli stakeholder è difficilissimo, è una cosa estremamente difficile, perché chi la vuole sventolare, e iniziamo con un ministro che è veneziano, Brunetta, al tempo Brunetta, quando iniziamo la semplificazione, era il ministro della semplificazione, l'abbiamo continuata fino alla mania, l'abbiamo chiusa, e giorno 20, dopodomani, uscirà il codice di prevenzione incendi che manda in pensione tante regole vecchie, fatto insieme agli stakeholder di Confindustria, di Confartigianato, dei commercianti, Confcommercio, tutti gli stakeholder, in un processo che posso assicurare
molto impegnativo e talvolta con degli ostacoli, perché noi ingegneri, tecnici, industriali, un po' restii ad avere le strategie, siamo fortemente invece influenzati da una resistenza al cambiamento. Questa resistenza al cambiamento è il vero problema del nostro paese. La resistenza al cambiamento e quindi avere una visione progettuale, perché se la situazione è allarmistica come ce la prospetta il Presidente, se noi abbiamo dei deficit nell'interpretare il nostro ruolo e ci facciamo surclassare da una mera economia senza che ci sia un progetto, credo che una riflessione vada fatta. E quindi noi abbiamo scritto delle regole che sono sostenibili e che vanno in vigore, ripeto, fra due giorni. Certo, non abbiamo la pretesa di avere la ricetta giusta, perché qualsiasi norma nuova, per quanto semplificata, di grande semplificazione, porterà dei bagni, come tutte le cose, come anche i progetti industriali, che verranno corretti nel giro di qualche periodo. Però ritorno e osservavo le parole che ha fatto ieri il Ministro Conte, dicendo, uscendo dal Consiglio dei Ministri, dicendo che noi, oltre alla riduzione dell'evasione fiscale, stiamo combattendo una forte lotta alla semplificazione burocratica, in particolare a quella regolatoria, cioè questa somma di regole che soffoca il progettista e che trova poi sul cui uso trova facile presa il furbo, perché si può interpretare tutto e il contrario di tutto nella medesima norma, e questo ovviamente non dà chiarezza all'industria, non dà chiarezza all'imprenditore, ma lo mette in mano del consulente che deve interpretare delle cose e che magari gliele vende senza parlare direttamente con la pubblica amministrazione, di cui mi onoro di far parte e devo dire che ha delle grandi potenzialità. Forse a Roma dovremmo ragionare che certi argomenti di sviluppo, green, sostenibile, economia circolare, eccetera, fossero in mano a un solo ministero, perché non è possibile che il Ministero dello Sviluppo Economico, con quello dei trasporti, con quello dell'interno, alla fine ciascuno per la propria competenza, beni culturali, almeno che mettiamo alla fine, ma ognuno di questi ministeri poi debba dire la sua, come se, come ha detto Gianni Massa, fosse la mia competenza circoscritta. No, l'espressione va fatta attraverso uno sportello unico che funzioni, uno sportello unico dell'attività di impresa che funzioni, dove, che sia a Roma o che sia qui, ma lo preferirei fortemente radicato sul territorio, con delle chiare regole che vengono da Roma e non viceversa, perché se c'è ed è radicata sul territorio si potrà avere anche un'impresa che è condivisa dal territorio, perché se gliela piazziamo lì senza che il territorio la condivida viene anche un problema di, come diceva lei, no? dei comitati spontanei che arriveranno a dire no, non la vogliamo, e quindi genererà strumentalizzazione di carattere. Chiudo dando un'idea a Venezia, perché Venezia oggi ha, proprio rispetto a quegli stati generali dell'energia a cui sono stato, avendo vissuto a Venezia per 3 anni e conoscendo quali sono anche i problemi della mobilità e mettendo insieme l'economia green che dice che nei porti non bisogna usare più il gasolio come energia propulsiva delle navi perché inquina, questa è una regola europea, non è una normativa, una direttiva DAFI di tutta l'Europa, e ci si sta orientando verso 2 grossi settori: l'utilizzo del GNL e l'utilizzo invece delle batterie. La seconda filiera è una filiera targata Cina, la prima è una filiera targata, chiamiamola Europa. La sto tagliando con l'accetta, prendete quello che vi dico, però dall'idea che mi sono fatto io questi sono i 2 filoni. E siccome la Cassa Depositi e Prestiti annuncia finanziamenti fino al 2030 e anche oltre per questa economia green, l'idea che mi è venuta ragionando mentre loro parlavano era questa: ma i vaporetti vanno a gasolio, l'intera flotta della pubblica della laguna va a gasolio,
stanno costruendo, o almeno avuto i permessi, un deposito di GNL proprio in Marghera. Se Francesco mi firma. Non lo so, io da parte nostra come sicurezza l'abbiamo vista. Andiamo a provare. No, ma è così. Ma se non si fa lì, si fa da un'altra parte, perché bisogna mettere insieme le due cose. Avremo l'obbligo di fornire alle navi della Carnival piuttosto che di quella della MSC il GNL, perché devono utilizzare gruppi elettrogeni all'interno dei porti. Ma perché non sfruttiamo l'intera filiera di cassa depositi e prestiti, quindi per rifare nel giro di 20 anni tutta la flotta partendo dai vaporetti che non so, non dico che siano mali in arnesi, ma che hanno bisogno di essere rivisitati, e facciamo di Venezia la città green. Questa sarebbe davvero perché farla a Palermo è diverso che farla a Venezia. Ho fatto il direttore anche in Sicilia, quindi credo che fare di Venezia il biglietto da visita della città green, perché la mobilità è green, la mobilità pubblica è green, ci sarebbero tutti gli elementi per dare una chance nuova a Marghera senza che questa generi ulteriori problemi di bonifiche, perché le bonifiche di Marghera sono un problema serio, costoso, e che bisogna fare con una visione prospettica e strategica, perché altrimenti non se ne esce, che abbia il consumo del territorio da una parte. Vi ricorderete l'alluvione che c'è stata qui nel 2011 che ha portato ad avere 1 metro di acqua a Marghera, e quindi quel fenomeno di rilevamento, lo diceva il Presidente, è un fenomeno che abbiamo visto con i nostri occhi, e che i cambiamenti climatici che stiamo vivendo, dopodomani avremo l'anniversario della tempesta Laia, per cui anche questo ci deve far riflettere, sono cose sulle quali noi dobbiamo riflettere, e credo, caro Gianni, che gli ingegneri debbano avere un grande ruolo, e gli ingegneri del credito mi pare che ce la mettano tutta. Grazie per l'invito.